Il prossimo venerdì i sindaci di Quartiere del Piave e Vallata del Soligo incontreranno il prefetto di Treviso, Laura Lega. Nel frattempo, qua a Fara di Soligo, emergono alcuni fatti risalenti ancora al 2012 in cui l'immigrazione si lega a reati al patrimonio. Ne parliamo con il sindaco Giuseppe Nardi. Ecco, come ben hai detto, la convocazione è per venerdì pomeriggio per il solito problema che riguarda i migranti, dove piazzare queste persone che arrivano. Io nel frattempo avevo scritto la settimana scorsa anche al prefetto, oltre che al questore, all'ufficio di sorveglianza di Venezia e alla stazione dei carabinieri, chiedendo delucidazioni in merito a una persona agli arresti domiciliari in quel di Fara di Soligo. Ma nel merito cosa è accaduto? Nel merito è accaduto che sono venuto a conoscenza casualmente, perché anche se primo responsabile della sicurezza dei cittadini del comune, le cose si vengono a sapere casualmente, perché se no nessuno ti informa delle cose veramente importanti e veramente gravi nell'ambito della sicurezza. Vi faccio vedere questa foto. Voi vi ricordate di questo signore qua, Carmelo Merotto, dicembre 2012, pestato a sangue. Mi veniva da piangere il giorno che sono stato in ospedale a trovarlo. Ecco, di tutta risposta, trovati, diciamo, grazie alle forze dell'ordine, trovati i colpevoli di questo pestaggio, usciti di carcere, oggi si trovano, o meglio si trova questo signore agli arresti domiciliari a 50 metri dalla porta d'entrata di Carmelo Merotto, quindi non ci resta che ringraziare chi ha pensato di fare cosa gradita al signor Carmelo con questa presenza sul territorio. Siamo venuti a saperlo casualmente perché questo signore la settimana scorsa si è presentato con un documento dell'ufficio di sorveglianza di Venezia ai nostri uffici. Leggendo il documento mi si sono rizzati i capelli, perché oltretutto il magistrato di sorveglianza, scusate ma voglio essere preciso nella cosa, definisce questo signore con una condotta in carcere non sempre regolare. Difatti sono stati negativamente valutati 3 semestri di liberazione anticipata a causa di episodi disciplinari caratterizzati dall'uso della violenza fisica. Inoltre ritiene questo giudice che la pericolosità sociale del condannato non possa dirsi venuta meno. Inoltre al momento il condannato non ha prospettive lavorative che lo mettono a riparo anche dal rischio di recidiva rispetto al reato contro il patrimonio che è al momento in esecuzione. Dichiara la non cessata pericolosità del signore puntini 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 e quant'altro. Ecco, quindi volevo dire che insomma mi sembra che come curriculum non sia niente male. Che il sindaco non sia a conoscenza di avere sul suo territorio un personaggio così, che è senza permesso di soggiorno, senza documenti, senza niente, mi sembra doppiamente grave, ecco, che le istituzioni non provvedano a comunicare chi di dovere queste problematiche. Torno a dire, questi e come altri dei quali sono venuto a conoscenza in questi giorni, che sono presenti sul territorio comunale, mi sembra di essere ormai diventato un po' un santa bona, ecco, forse con non le mura di confine, però insomma, avere più delinquenti di questa pericolosità sul territorio comunale non può sicuramente far stare tranquilli i cittadini. E quali richieste porterà il prefetto Lega venerdì? Assolutamente che mi allontani questi signori che sono degli stranieri, che sono senza permesso di soggiorno, che sono dei banditi, che sono dei delinquenti. Questi non devono soggiornare nei comuni d'Italia, per cui questi vanno sicuramente riportati a casa loro e consegnati alle autorità dei loro paesi.